Tutti i gruppi di maggioranza in Consiglio regionale si schierano compatti a sostegno del no al referendum costituzionale del prossimo autunno e mettono a disposizione le loro sedi di partito in tutto il Veneto per attività di informazione alla cittadinanza sulle conseguenze per il territorio di questo progetto del governo. Per il capogruppo di Forza Italia, Massimiliano Barison, si tratta di una riforma inaccettabile sia nel merito che nel metodo, condotta, ricorda, da un Presidente del Consiglio non eletto dai cittadini e da una maggioranza di parlamentari che hanno cambiato casacca, sostenendo il governo a colpi di voti di fiducia. Siamo nettamente contrari al centralismo di questa riforma che toglie competenze alle regioni per attribuirle al governo nazionale. Questo non premia il merito, non premia la virtuosità delle regioni come il Veneto e per questo diciamo no a questo referendum. Sulla stessa linea il vice capogruppo della Lega Nord, Riccardo Barbisan, che pone l'accento sul tema delle competenze legislative. Faccio un esempio solo. Il Veneto è la prima regione per presenze turistiche d'Italia. È un campione internazionale assoluto. Non vedo perché questa delega che lo Stato oggi ci consegna, secondo la riforma Renzi, dovrebbe essere ritirata. Perché siamo i più bravi e ci punite? Il nostro quindi è un invito a unire le forze che osano i leghisti e a spiegare ai cittadini perché votare no. Non vogliamo essere schiavi di Roma. La Lega ha presentato il suo comitato che si chiama Uomini e Donne Liberi Votano No ed è un comitato che avrà le sue articolazioni provinciali oltre ad una regia tutta veneta.